Mi chiamo Rosabian Antonietta, ho 85 anni, sono nata a Maniago, precisamente nella frazione di Fratta, in via San Lorenzo, e ho cominciato a lavorare a 14 anni. Prima avevo fatto non le medie, ma sesta, settima e ottava elementare, e mi ha dato anche, perché avevo tanto una brava insegnante, ci ha insegnato proprio tante cose anche di vita. A 14 anni la mamma mi ha portato a fare il libretto di lavoro e sono stata assunta. Dopo sono andata nell'ufficio della Filanda e sono stata assunta. Il lavoro mi è sembrato in principio anche bene, poi anche un po' pesantino, perché dovevo servire i bozzoli a ogni filandiera, a ogni... la mistra si diceva. E così ho dovuto imparare a fare svelta, arrivare a avere tutti i bozzoli che si erano intorcigliati nel coperchio di questa pentola che era acqua calda, che girava attorno. Poi io prendevo con una paletta e prendevo questi fili, diciamo, e li mettevo nella vasca della... Poi c'era l'ingruppina che torcigliava, ingroppava questi fili se si rompevano, perché il resto faceva sempre la mistra. Poi ho vaghi ricordi, si lavorava anche al sabato, sì. E poi niente, era una vita. Io tornavo a mangiare a casa, ma se pioveva mi portavo dietro e andavamo a mangiare sopra le fascine della legna che accendevano il grande fuoco perché facesse andare tutto il laboratorio. E così era una vita proprio da poveri, a mangiare anche nel freddo, insomma era un disagio pensare. Mi ricordo di tante cose di allora che adesso non si sognano neppure che fosse vero quello che si sta dicendo. Poi è arrivato 3 mesi, è fermata la Filanda, e così la mamma ha approfittato per mandarmi da una brava sarta e lì ho lavorato, e poi alla fine sono andata in officina con mio fratello e poi con mio marito. Poi invece ho cambiato del tutto lavoro e sono andata in una cucina, la cucina dell'ospedale di Maniago, e lì ho fatto 15-16 anni. Mi ha permesso di aggiungere le poche contributi, e così sono andata in pensione a 50 anni, magari con la minima, comunque, e questa è stata... Il resto ho fatto la casalinga. E proprio della Filanda come luogo di lavoro, che ricordo ha, signore? Beh, anche simpatico, perché conoscevo tutte, non erano una Finlandia, anche quelle da Maniago Libero, perché poi mettevano vicino e si faceva amicizia subito, insomma, tutta la Finlandia si era... E ce n'erano tante da Cavasso, da Montereale, di Frisanco, e venivano giù a piedi, e
e tornare su di notte, sì, quando era le 5, 5 e mezza era già buio. E questo Avevate una divisa per lavorare? no, no, un grembiulino, No? Di colore blu. sì. Di colore blu. Sì, sì. Mi ricordo che appena entrata allora il sabato mettevano, mi metteva sempre a pulire dietro dei macchinari con le finestre, dietro di questi macchinari con una spazzola e facevo questi lavori che li facevano quelle appena entrate. Stop. Allora, abbiamo registrato 6 minuti e 01, facciamo una prova di riproduzione.